Ciao caro, prego. La moglie c'è chi la tiene sorda, muta, bionda, bruna e c'è chi la tiene fetigrafa. Ho sentito in casa mia non appena sono entrato un odore di bruciato. Ho pensato che sarà nella camera da letto trovo un coppa colonnetta, un mazzone di sigaretta, un mazzone. E che fa? A mia moglie ho domandato, donna Rocca, se è fumata? Lei tremanda m'ha guardato ed è svenuto là per là. Rea, confessa. Rea, confessa, io però cercherò, scruterò, io però scruterò, fiuterò, e la losca tresca certamente scoprirò cautamente. Nella camera da bagno ho trovato un pompiere. Scusate, per piacere, ma voi che fate dentro qua? Mi ha chiamato dal balcone vostra moglie donna Rosa. Si bruciava qualche cosa. Sono saluto per pompare. Ma mia moglie rinvenuta nel vederlo si fa rossa. E la venerata mossa non si voglio dubitare. Rea, confessa. Rea, confessa, io però cercherò, scruterò, io però scruterò, fiuterò, e la losca tresca certamente scoprirò cautamente. Vaga scivoro barcone, trovo un uomo accovacciato. Io signor, chi va mannato? E che facete fuori qua? Io volavo in aeroplano e per combinazione so caruti do barcone. Ma dite proprio la verità? Ma mia moglie so poco viene, caccia un urlo di spavento e avevo terzo svenimento, la più nera infedeltà. Rea, confessa. Rea, confessa, io però cercherò, scruterò, io però scruterò, fiuterò, e la losca tresca certamente scoprirò cautamente. Ma io ho pensato come fare. Chiederò a mia moglie chi è il suo amante, perché si ingoccia a tutte e due in coppo fatta. Certamente, cautamente, silenziosamente. Ahimè. Grazie. Grazie a te Nicola, grazie. Nicola Mormone, Rea confessa.